Allora, abbiamo tolto i sedili anteriori, i sedili posteriori, le due pancette laterali. Questa è la faccia di una donna che sa che ha sposato un uomo che con un cacciavite in mano distrugge tutto. distrugge tutto. Ma noi chi siamo? Siamo Cristina, Gianluca e Marta, pratichiamo trekking in Friuli Venezia Giulia e ci è venuto in mente di camperizzare un furgoncino. Questi video disinformativi servono per incoraggiare tutti quelli che non hanno idea di come si faccia, come noi. Buongiorno squadra, allora sul nostro canale sapete benissimo che trovate i video inerenti ai trekking che facciamo in Friuli Venezia Giulia, ma da poco abbiamo acquistato un furgoncino e lo stiamo piano piano camperizzando, quindi abbiamo pensato di inserire alcuni video illustrativi di quello che stiamo facendo, magari potrebbe essere d'aiuto ad altri. Una cosa che volevamo acquistare erano gli isolanti termici per le finestre e siccome non avevamo idea da chi acquistarli siamo andati così su internet a cercare un po', abbiamo trovato questa azienda che si chiama Camporan, è un'azienda spagnola e abbiamo deciso appunto di acquistarli da loro. Perché abbiamo deciso di acquistarli da loro? Perché abbiamo fatto un attimino una valutazione di quanto potrebbe costare acquistare il materiale e farli da noi oppure comprarli direttamente fatti, e alla fin fine abbiamo visto che il risparmio fondamentalmente non c'è, oltre al fatto che non si ha la sicurezza di fare un buon lavoro. Quindi abbiamo accantonato il discorso del fai da te e abbiamo appunto delegato a questa azienda a farli. Loro fanno questi prodotti su misura, quindi nel momento in cui voi li ordinate e vi chiedono che tipologia di mezzo è e di che anno è, eccetera eccetera, una volta date le specifiche e scelti i colori interni degli isolanti, quindi c'era la possibilità di scegliere fra il nero e il grigio, loro ti danno l'ok e tempo, loro dicono una quindicina di giorni, ma in verità ci sono arrivati molto prima, arriva il prodotto. Noi ne siamo rimasti particolarmente stupiti perché sono fatti veramente molto molto bene e l'azienda non la conoscevamo, infatti eravamo un po' dubbiosi dato che abbiamo dovuto fare un bonifico bancario, quindi neanche un pagamento post pay, e sapendo un po' come funziona internet eravamo un po' dubbiosi. Invece la cosa è andata benissimo, noi abbiamo fatto il bonifico, loro ci hanno risposto immediatamente, ci hanno mandato una mail chiedendo appunto i dettagli del veicolo. Una volta mandati i dettagli del veicolo ci hanno mandato un'altra mail dicendo ok, adesso noi li facciamo, e il tutto è stato molto semplice e loro sono stati estremamente precisi dall'inizio alla fine. Allora, il prodotto arriva in una confezione così, assolutamente ben sigillata, e all'interno invece troviamo un bustone dove ci sono appunto tutti gli isolanti termici per tutte le finestre del furgoncino. Una volta aperta la confezione, che arriva in questa comoda sacca, all'interno ci sono appunto gli isolanti. Allora, noi abbiamo scelto la colorazione interna nera, c'era la possibilità di scegliere fra il nero e il grigio, mentre esternamente appunto c'è l'argentato dell'isolante. E abbiamo già i fori per poter poi mettere le ventose che serviranno per fissarli appunto al vetro, e l'isolante è a 9 strati. Devo dire che le finiture sono veramente eccezionali, cioè le bordature sono fatte veramente molto bene, loro le fanno appunto su misura e quindi cambiano da veicolo a veicolo. All'interno della sacca troviamo le ventose che vengono date appunto in dotazione e serviranno appunto per fissare l'isolante al vetro. Come vedete, fissare le ventose è assolutamente facile. Allora, vengono inserite nel foro, poi c'è la rondellina e la ventosa è inserita.
Su YouTube avevamo guardato diversi video di persone che avevano fatto gli isolanti da soli. Noi abbiamo visto quanto costava acquistare il materiale, i bordini, il casino per fare le cuciture, i fori. Alla fin fine non conveniva, perché comunque si andava a spendere parecchi soldi per l'acquisto di tutto quello che era necessario, ma non si aveva la sicurezza di ottenere un prodotto di qualità. Se poi ci mettiamo in mezzo anche tutto il tempo che uno va a perdere per confezionarli, cioè non vale assolutamente la pena, secondo noi. Allora, noi abbiamo preso gli isolanti per tutti i finestrini e ci è costato 175 euro, spedizione inclusa. Secondo noi un prezzo più che onesto per un prodotto di una qualità così alta. Allora, come vedete, le abbiamo installate sul furgoncino. Calzano a pennello, cioè sono veramente precise anche nei bordi. Poi vi mostro in altri finestrini proprio i dettagli, e sono incredibilmente coprenti e belle, perché il tessuto interno è un nero veramente molto elegante. Per farvi capire, anche qua nel lunotto posteriore c'è la sagomatura che va a calzare perfetta con la plastica, la lamiera. È molto coprente, perché una volta chiuso l'abitacolo è praticamente buio. Adesso la camera ballerà un po', ma vi voglio far vedere quanto sono oscuranti. Adesso chiudiamo il portellone e le ho sistemate in fretta, ma sistemate bene e oscurano ancora di più. L'azienda produce isolanti per 11 diversi modelli di veicolo. I colori interni possono essere neri o grigi e i tempi di consegna sono di circa 2 settimane. Da tener conto che, essendo un prodotto su misura, l'azienda non accetta resi. Producono oltretutto strutture letto e materassi in materiale leggero, in legno di betulla e totalmente smontabili. Questo video non ha scopi commerciali, ma volevamo solamente condividere la nostra esperienza, sperando di esservi d'aiuto. Allora squadra, video diverso dal solito, noi comunque rimaniamo Trekking Friuli Venezia Giulia, e quello che troverete sul nostro canale saranno sempre le bellissime escursioni sulle nostre fantastiche montagne. E questi sono dei piccoli video che noi pubblicheremo nella speranza di aiutare chi sta iniziando a camperizzare un furgoncino come lo stiamo facendo noi. E con questo il video termina, e volevo ringraziare David, il proprietario appunto dell'azienda. Lo farò in spagnolo e vediamo se me lo ricordo, es una figuraccia. Allora, David, muchísimas gracias por el trabajo que tú y tu equipo habéis hecho. Seguís hacia adelante porque lo estáis haciendo muy bien. Yo he vivido 7 años en España y tengo vuestro país siempre en mi corazón. Mucha suerte a todos y muchísimas gracias. Spero di averlo detto abbastanza bene, perché con il tempo poi, se non parli la lingua, la perdi, e mi sa che a me è successo questo, poi neanche l'italiano, tra l'altro. Nel frattempo abbiamo smontato mezzo furgone, pubblicheremo altri tutorial prestissimo. Se siete curiosi iscrivetevi al canale. Zaino in spalla e alla prossima!